lo speciale di Pianura Tavola, vi porta oggi a scoprire Miss Tagliatella, l'evento che si è svolto a Montagnana domenica 7 ottobre all'interno dello stand gastronomico di Montagnanese in fiera. Siamo orgogliosi di dirvi che non è un semplice concorso, ma è un vero itinerario in su e in giù per le province italiane. Ci siamo presi la presunzione, chiamiamola così, di voler insegnare a tutto il popolo italiano l'arte della sfoglia al Mattarello. Quindi questa è la nostra tappa veneta, una regione sicuramente capace di fare la sfoglia, ma con qualche piccolissima cosuccia da correggere. Come vuole il concorso, ogni anno dopo le nostre tappe verrà proclamata la Miss dell'anno. Sono stati 7 i partecipanti in gara, tra cui anche una signora siciliana e 2 uomini. La giuria era composta da 2 cuochi e 2 buongustai. La tagliatella fatta a mano è uno dei prodotti tipici dell'Emilia, che però conta molti sostenitori anche in Veneto. Com'è la vera tagliatella fatta a mano? Ognuno ha la sua ricetta, però ci sono delle regole ben precise e adesso Rina ce le dirà. Roberta ci ha anticipato che la sfoglia, come tutte le preparazioni in cucina, ha una ricetta, però dobbiamo fare una precisazione: la sfoglia emiliana è una cosa particolare. Appena noi facciamo qualcosa di diverso da quello che io adesso elencherò, parliamo di una pasta fatta in casa ma che non si può fregiare del titolo di sfoglia emiliana. La sfoglia emiliana è impastata esclusivamente con farina di grano tenero, quindi 00, e uova, quindi non esiste nessun altro ingrediente. Appena noi cominciamo ad aggiungere altro tipo di farine oppure togliamo percentuale di uovo per mettere acqua, parliamo di una sfoglia fatta in casa, ma non può, come dico, chiamarsi sfoglia emiliana. La sfoglia è fatta con il grano tenero e l'unico liquido che serve per impastare sono le uova. Ogni etto di farina, un uovo praticamente, impastata a mano, lasciare riposare alla possibilità, perché si fa molto meno fatica a ritirarla e viene più uniforme. Ci potete dire un trucco, così qualcosa per insegnare anche a noi venete, che sì, siamo bravine ma ecco non siamo emiliane, questo è ovvio. Qualche cosa che ci puoi dire? Allora, diciamo che trucchi non ce ne sono, perché insomma non ci sono misteri. Partiamo da delle materie prime d'eccellenza, perché già dalla base noi otterremo una buona sfoglia. Poi ci sono una serie di movimenti che oggi noi, e soprattutto Maria, il suo ruolo di oggi sarà quello di farvi notare per impastare bene e di conseguenza stendere bene. La sfoglia è una tecnica anche semplice, se vogliamo, è come fare un ballo, un giro di valzer. Se tu rispecchi i tempi, tu vai in sinergia, in armonia. Ed è una cosa molto semplice, sono 4 o 5 movimenti che vanno ripetuti costantemente durante la stesa della sfoglia fino a raggiungere quel punto di finezza che desideriamo secondo quello che vogliamo realizzare. Non ci vuole fretta, almeno ci vuole un po' di tempo, non è che la prima volta che uno fa la sfoglia possa pretendere di farla. Io non ci ho messo molto tempo, perché quando ero piccolina, siccome sono già una gioventù perduta, c'era solo la sfoglia, quindi non c'era pasta secca, non c'era niente. Noi facevamo allora la sfoglia, non un uovo per ogni etto, ma tante volte soltanto acqua e basta, acqua e farina. Sì, quando ero nel 35 io facevamo solo così. Adesso siamo arrivati a un benessere totale, diciamo, quasi totale, che ci permettiamo di mettere un uovo per ogni etto, e questa è la ricetta giusta. La sfida all'ultimo uovo fra le sfogline del territorio, in gara per preparare le tagliatelle più buone, è stata programmata da Pianura News TV. In particolare è stata Roberta Libero, curatrice di questa rubrica, a organizzare e promuovere questa prima edizione del concorso Miss Tagliatella. Alla fine della gara è stata decretata la sfoglina padovana più brava. Valentina Marchioro, 64 anni, è di Megliadino San Fidenzio ed ha imparato a tirare la sfoglia dalla mamma, che ancora adesso, all'età di 93 anni, fa le tagliatelle fatte in casa. La neoeletta sfoglina padovana rappresenterà la sua terra a Bologna in occasione del Trofeo Tassi, il concorso nazionale che si svolgerà i primi di dicembre.